Sta lottando tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Mestre Paolo Marangon, il 67enne che sabato sera in via Alga a Chioggia per aver urtato il braccio di Andrea Morana, 26enne pregiudicato che gli ostruiva il passaggio, è stato colpito con ferocia. Tutto si è consumato in pochi minuti. Marangon che urta Morana, lui che lo insegue, lo colpisce, lo fa cadere a terra e sbatte la testa violentemente. Così forte da provocargli un'emorragia cerebrale. Morana ha avuto problemi con la giustizia. In passato è stato anche arrestato per furto. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, ma al momento non è dato sapere se tra i due potesse esserci della credine o se Morana potesse essere sotto effetto di qualche sostanza per reagire in modo tanto violento a un semplice urto. Marangon voleva solo passare per poter andare a mangiare la pizza con un'amica, anche lei residente al civico 16 di Via Alga come Morana. Tra i vicini nessuno parla. Io mi faccio i fatti miei, dice qualcuno fuori microfono. Altri osservano da dietro le tende di casa, ma nessuno racconta com'è andata quella sera. Sconvolto il primo cittadino. Ci lascia ovviamente sbigottiti. Avrei voglia anche di parlare con il ragazzo, no? Per dire cosa ti è scattato in testa per aggredire una persona in quel modo. Io dico sempre: amate e rispettate la nostra città, ma dobbiamo partire ad amare la città e a rispettarla anche dal comportamento che dobbiamo adottare ogni giorno tra noi. Insomma, Chioggia bene o male ci conosciamo quasi tutti, però ci tengo a sottolineare che Chioggia non è una città violenta. Chioggia è una città viva, vivace chiaramente, accogliente e che si adopera anche con tante associazioni del terzo settore. Ecco, non vorrei che venisse dipinta come una città adesso violenta.